Allora niente, siamo venuti qua all'ultimo momento, purtroppo non eravamo informati, abbiamo qua Marco Spinardini, direttore regionale di Federcopesca, e il dottor, mi scusi ma ci siamo conosciuti appena adesso, Gilberto Ferrari, che è il direttore generale di Federcopesca. Ecco. Allora, se non sbaglio state facendo una riunione con il mondo della pesca per parlare del nuovo strumento, quello che segna il punto nave dei pescatori, come si chiama? Scusate perché sono arrivato proprio... Logbook. Ecco, allora ci spiega un attimo sinteticamente cosa stiamo facendo? Dunque, il logbook è semplicemente una tavoletta elettronica, tipo questi, come si chiamano, Android, queste... I palmari, insomma. Sì, non voglio dare nomi, ma insomma una tavoletta che sta a bordo delle navi più grandi, senza entrare nel tecnicismo, quindi le navi che hanno una dimensione, quindi, abbastanza grande, e quindi in questa tavoletta vengono registrate le attività, diciamo quello che accade durante l'attività di pesca, in particolare la zona dove si pesca e le specie pescate, e soprattutto la quantità. Quindi tutto questo poi alla fine serve a produrre un dato per ciascuna barca, che viene poi trasmesso attraverso lo Stato, quindi attraverso il Ministero italiano competente, all'Unione Europea. Questa è una normativa in vigore dal 2010, il regolamento è del 2009, ma era novembre 2009, quindi stiamo entrando adesso nella concreta attuazione di norme nuove europee, che quindi riguardano tutta la flotta europea e che sono destinate a capire, conoscere meglio quello che accade in mare sulle barche da pesca. E quanto costa indicativamente questo apparato? Allora, la macchinetta viene fornita in questo caso dallo Stato italiano e quindi non costa, diciamo, costa in termini di essenzialmente tempo che deve essere dedicato per la compilazione di queste robe, perché oltre al costo piccolo che può essere legato all'invio dei dati, perché come una di queste tavolette in cui c'è una SIM può darsi che magari si spende qualche euro, ma non è tanto la 10 euro che si spende al mese o 20 o di più, o anche niente, perché poi ci sono tecniche wifi, cioè. Il punto non è questo, il punto è compilare correttamente questa diavoleria moderna, qualcuno dice, o comunque questo apparecchio elettronico che si chiama logbook, compilarlo durante l'attività di pesca e immediatamente dopo lo sbarco, comunque dopo lo sbarco, e quindi questo viene, come dire, avvertito dai pescatori, da chi deve compilarlo, come un ulteriore, come dire, aggravio di lavoro. E se si sbaglia, chiaramente ci sono anche delle sanzioni, e le sanzioni sono sia pecuniarie sia i famosi punti sulla licenza di pesca. È chiaro che stiamo in questo momento familiarizzando con uno strumento nuovo che è particolarmente seguito dall'Unione Europea. L'Unione Europea è, come dire, particolarmente attenta a come viene utilizzata questa attrezzatura, e quindi siamo nella fase di prima applicazione e, come sempre accade, quindi anche nella fase di maggiore resistenza da parte delle marinerie, ma non solo italiane, quindi parliamo di tutta Europa. Marco, visto che sono arrivato in ritardo, non lo sapevo, come sta rispondendo qua? Mi sembra che non ci sono solo di Chioggia in assemblea qua. No, abbiamo anche dei pescatori di Caorle, ti ricordo che questa mattina siamo stati anche a Pila, per cui devo dire una grande risposta alle nostre esigenze da parte del Ministero, molto sensibile, si è dimostrato veramente, come posso dirti, ha accolto in pieno le difficoltà dei nostri operatori, dei nostri pescatori, e devo dire che anche la partecipazione di questa sera, come l'hai vista, abbiamo sostanzialmente le imbarcazioni più grosse, perché per adesso il tablet è fornito a imbarcazioni che superano, credo in questo momento, i 24 metri. Diciamo le barche più grandi. Le barche più grandi. Dovremmo arrivare alla fine a installarlo su tutte le imbarcazioni superiori a 15 metri. 15 metri. La percezione che hanno gli amici pescatori? Ma sai, tutte le cose nuove, e questa è una cosa nuova, elettronica, e crea comunque un po' di timore, un po' di difficoltà. D'altronde qualche problemino l'abbiamo riscontrato, quindi servono assolutamente questi incontri per riuscire a trovare poi delle soluzioni. I vantaggi che ci saranno con l'utilizzo di questa nuova apparecchiatura? I vantaggi sono innanzitutto che conoscere esattamente qual è lo stato della risorsa e del mare,
Questo perché? Perché talvolta noi critichiamo le politiche di gestione della Comunità Europea perché le riteniamo non adatte, non adeguate, non calate sulla realtà nostra, in particolare nel Mediterraneo. Questo in realtà avviene perché? Perché c'è alla base di tutto questo, per ammissione della stessa Unione Europea, una scarsa conoscenza dei dati, cioè c'è una mancanza dei dati per quanto riguarda le risorse ittiche, perché ovviamente censire i pesci o attraverso l'attività di pesca non è una cosa facile. Allora il modello, una volta che funzionerà, ci potrà fornire, o fornirà comunque l'Unione Europea, un quadro di conoscenze migliore di adesso e quindi alla fine questo servirà, questo è lo scopo principale, a costruire meglio le politiche della pesca e di gestione della pesca rispetto alle realtà territoriali. Come diceva Marco, mi viene sottolinearlo, la partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole, e oggi sono 4 rappresentanti, uno in particolare del reparto pesca marittima, il comandante Preziosi, e questo a testimonianza del fatto che questa apparecchiatura, che viene avvertita come un peso, come una cosa anche odiosa da parte dei pescatori, non è, come dire, chiaramente una scelta del nostro paese, siamo tenuti però ad applicarla, a rispettarla e a installarla, e la presenza in questa marineria, ma in tutta Italia, del Ministero Massimo, a noi serve proprio a capire quali sono i punti di criticità, come si dice, per cercare di migliorare laddove possibile l'applicazione, il software e le attività poi quotidiane che sono comunque obbligatorie. Quindi è un ulteriore passo di quello che si diceva in altre riunioni, anche c'è stato l'incontro, quello della Commissione Europea, per arrivare a avere non più il mare considerato come una miniera, ma il mare considerato come un campo, e quindi questo strumento dove agevolare una maggior conoscenza della risorsa. Ora dico soltanto che dobbiamo anche essere rapidi a farlo, perché siccome l'Europa, sulla battuta, perché in queste ore stanno discutendo il bilancio europeo e ancora non hanno raggiunto un accordo, l'Europa scricchioricchia un po', quindi noi abbiamo costruito dei modelli di gestione sulla pesca che richiedono del tempo. Speriamo che nel frattempo, come si dice, quando uno ha costruito la casa, nel frattempo non siano crollate le fondamenta, perché se no abbiamo fatto una gran fatica per nulla. Speriamo proprio di no, dai. No, siamo sicuri che non sarà così. Mi sembra che insomma, la spiegazione sia sintetica, completa, e sicuramente chi ci segue capirà. Casomai eventualmente se avremo bisogno di ulteriori chiarimenti abbiamo l'amico Marco che sicuramente ce li fornirà. Grazie. Fatto riprovato un sacco di volte anche questa mattina che il signore rappresenta le società del signore Pegnamento Sanzi. Se uno sbaglia la data, anche perché come le manine la mattina abbastanza grosse, schiaccio 23, invece 22, do l'invio, me ne accorgo dopo perché guardando l'orologio mi accorgo, non posso più tornare indietro. Cosa succede? Cioè io come mi devo comportare? C'è una possibilità, perché mi sono accorto che giocando con il tablet esce una cartelletta nel lato sinistro. Con quella cartelletta è possibile inviare una nota preventiva al compagno di Oggia o distretto marittimo? Qual è? Come? Qual è? Come questa cartelletta? E viene fuori, adesso lo spento, viene fuori nel lato c'è una barretta che trascinandola esce una nota fatta proprio, si può scrivere. Ah, sì, no. Sono note. No, però è possibile, magari c'è la possibilità, se uno fa questo errore, la data non si può modificare, abbiamo già provato, devo per forza fare l'invio, però poi do giorno di pesca. Purtroppo dovremmo considerare il fatto che nel comunicare quella data errata voi bypassate 2 passaggi, cioè uno l'inserimento. No, io posso inserire inserisci e poi sbagliare. Dopo però c'è anche la possibilità di modificarla, quella. Sì, ma quindi vabbè, noi lo tracciamo, però avere queste 2 possibilità. L'errore fatto a data della partenza, no, però l'errore fatto dopo 3 giorni di lavoro con massimo 6 ore di sonno addosso, uno può sbagliare data. Senz'altro. Quando si accorge la sera, invece di confidare nel campo notte, come ha chiesto lei trascinando la barra che di solito è per il tastiere, vi consiglio di andare nel menu principale sotto a confilo che sta a consulto, fate la consultazione, riprendete il PDF e
ma non posso compilare, per esempio, oggi 23, io compilo data 24, me ne accorgo a mezzanotte, l'ho fatto l'invio, all'1 del giorno 25 mi sono accorto che ho sbagliato il dato. Io non posso compilare, fare un'altra per la data precedente. Io una giornata non ho mandato, come data relativa 12-24, la pescata. Questo errore, quanto va a costare una volta la verifica a livello di punti, come dice il decreto, il 9 decreto legislativo 9 gennaio 104-2012, quanti punti vado a perdere? Quello sui punti purtroppo però voglio capire che questo errore può succedere, non potendo tornare perché il tablet non me lo permette, automaticamente sono sanzionati. Torniamo alla discussione, nel momento in cui si riesca a condividere questo mero errore materiale con la capitaneria, laddove non ci sia reiterazione dell'errore. Come ti senti? No, allora, quindi non è un intervento di chiusura perché poi non cosa più, ci saranno altre domande. Comunque, io oggi ho avuto il piacere di parlare con diversi di voi anche al mercato intero. Io sento veramente che voi queste cose vivete col cuore, avere pazienza veramente, e capisco perfettamente quello che diceva il signore che prima, sulla difficoltà di dover compilare una cosa, dover schiacciare i tasti, metterci anelli, c'è mani cattivo, si deve entrare, si è stanco. Capisco perfettamente, però purtroppo noi siamo qui, non dico per aiutarvi, no? Comunque per darvi la possibilità anche di capire che noi da questo punto di vista abbiamo la nostra esperienza, sia loro come Pesca, comunque già l'associazione, sia i colleghi del Ministero, sia noi del reparto pesca marittima. Noi a Roma siamo continuamente a contatto con il Ministero generale per cercare di risolvere i problemi. Cerchiamo, anche noi ci mettiamo il massimo dell'impegno, ovviamente non sempre ci riusciamo perché le norme comunitarie creano dubbi anche a noi, ma tanti dubbi creano, quindi cerchiamo comunque di fare in modo anche la direzione generale, anche i nostri rappresentanti a Bruxelles riescano a ottenere delle cose. Non pensiate che tutto passa, cioè che tanto non contiamo niente. Tante cose invece sono state imposte quasi, pretese dallo Stato italiano, per esempio l'esenzione della blue box e anche delle compilazioni del giornale di bordo, del giornale di pesca per i 12-15, già quella è una cosa. Quindi io non voglio tornare ancora a tempo perché tardi probabilmente ci sarà ancora qualche domanda. Io personalmente mi chiamo Pietro Prezioso, sono vice capo reparto pesca marittima e sono sempre a disposizione. La mia posta elettronica è pietro.preziosi@mit.gov.it, però ovviamente detta così uno non si troverà. Tramite il dottor Ferrari oppure anche tramite il vostro rappresentante si può arrivare tranquillamente a me. Io posso fare da finto tranquillamente con la direzione generale. Anche io ho comandato dei porti in Italia e ho avuto ovviamente tanti modi, insomma, tanti momenti per parlare con i pescatori dei loro problemi e si devono cercare di risolvere insieme. Questo è sicuro, mi sento questo importante, cercare di risolvere le cose insieme. Io di saluto, per me è stata un'esperienza molto importante, questa era la prima volta che venivo a Chioggia, ho fatto un giro del mercato e sono molto contento di aver preso tante cose anche per la mia cultura personale, perché poi si ha sempre voglia di imparare, è un settore molto intenso, il vostro, il divenire, le norme sono continue, ogni momento. Noi abbiamo rinunciato tanti anni fa a una parte della nostra sovranità nazionale per accedere all'Unione Europea e adesso appunto ne risentiamo perché è molto invadente, da quel punto di vista è molto invadente. Noi cerchiamo di metterci al massimo, non sempre ci riusciamo, però l'unica cosa è considerate che non c'è nessuno che è contro di voi, questo considerato per favore. Nessuno è contro di voi, cerchiamo di dare il massimo, non sempre ci riusciamo, grazie. Noi diciamo che sono contro di noi, però molte volte il buon senso manca.